Un bracciante agricolo di Palma di Montechiaro, Angelo Castronovo, 65 anni, è stato ucciso in contrada Cipolle, in zona di campagna, in territorio di Licata, lunedì scorso. L'uomo, che di recente era stato arrestato per armi, è stato assassinato con diversi colpi di arma da fuoco mentre stava lavorando in campagna. Castronovo è stato giustiziato. L'uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola alla tempia e un paio di colpi esplosi con fucile a pallettoni che lo hanno preso in diverse parti del corpo, alcuni anche al volto. Castronovo, in un primo momento accusato di 2 omicidi, è stato rinviato a giudizio per l'ipotesi di detenzione e porto illegale di armi. Il 30 luglio del 2020 è stato arrestato dalla squadra mobile di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta su una faida che avrebbe provocato 2 omicidi come conseguenza del furto di un trattore. Ad innescare la faida sarebbe stato proprio il furto del mezzo agricolo nel 2013, commesso dai fratelli Ignazio ed Enrico Rallo ai danni di Salvatore Azzarello. Un messaggio che per alcuni in queste porzioni di terra suona come un affronto. A Palma, il 9 novembre del 2015 e il 22 agosto del 2017 vengono messi a segno 2 agguati. Del primo ne fa le spese Enrico Rallo, 39enne, colpito da numerosi colpi di arma da fuoco nei pressi di un bar. Ad ucciderlo, secondo la versione iniziale della procura, sarebbero stati lo stesso Castronovo e Salvatore Azzarello, 37 anni. Secondo il PM, la morte di Rallo sarebbe stata vendicata da alcuni parenti e amici. Poi Castronovo avrebbe partecipato all'omicidio di Salvatore Azzarello, 39enne. Tuttavia Castronovo è stato arrestato ed è finito a processo solo per un giro di armi connesso all'indagine. Le accuse sono 12, dopo che il GIP ha ritenuto che gli indizi di colpevolezza per i 2 omicidi non fossero sussistenti. Adesso Angelo Castronovo è il terzo morto ammazzato nella faida tra le famiglie Rallo e Azzarello, da sempre in rotta di collisione. È stata disposta l'autopsia. I carabinieri hanno eseguito decine di prove dello stabbo, ovvero la ricerca di eventuali tracce di polvere da sparo addosso in altrettanti sospettabili ritenuti tali, secondo l'agenda dei sospetti delle forze dell'ordine.